Dopo la consegna della relazione sulla perizia medico-legale eseguita sul corpo di Alessandro Venieri, il 35enne ucciso e fatto a pezzi a Gemona, il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla sepoltura. Ad occuparsene sarà il comune di Gemona, che si farà carico anche delle spese, considerando che la mamma Lorena Venier, che in teoria avrebbe potuto disporre lei le modalità delle esequie, si trova in carcere perché è accusata di aver ucciso il figlio insieme alla compagna Melin Castro Monsalvo. La data verrà fissata nei prossimi giorni, sarà un rito civile. A 6 mesi dunque dal ritrovamento del corpo nel garage della casa di Via dei Lotti è imminente anche la chiusura delle indagini da parte della Procura, che attendeva l'ultimo elemento rappresentato dalla consulenza del medico legale per stabilire le cause della morte, necessarie e fondamentali anche per attribuire, nell'ambito di un delitto in cui le due indagate sono entrambe accusate di omicidio pluriaggravato, le rispettive responsabilità delle differenti azioni che hanno portato alla morte del 35enne. Finora la ricostruzione del delitto si basa sul racconto di Lorena, che ha confessato l'omicidio, dicendo di averlo organizzato e commesso su richiesta della nuora Melin, a sua volta, secondo Lorena, partecipe alle fasi di esecuzione del delitto. Tuttavia, l'esito dell'autopsia ha smentito una parte delle sue dichiarazioni. Gli esami completati con un complesso e lungo esame tossicologico hanno escluso lo strangolamento con i lacci delle scarpe da montagna, che Lorena aveva attribuito a Melin e solo in parte a se stessa è intervenuta per aiutare la nuora. Sul corpo non sono stati trovati segni di strangolamento, per cui la causa del decesso è da attribuire all'overdose di farmaci e al soffocamento con un cuscino. Nei prossimi giorni Melin dovrà lasciare la struttura per la custodia cautelare protetta per mamme di bambini con meno di un anno di età. Il 31 gennaio, infatti, la figlia compirà un anno e lei dovrà essere trasferita nella sezione femminile del carcere della Giudecca insieme alle altre detenute. Solo in primavera, invece, il Tribunale dei minori deciderà sull'affidamento della piccola ai genitori di Melin che la porterebbero in Colombia, dove sono ora in attesa della decisione. Lorena è in carcere nella sezione femminile del Coroneo a Trieste.